perdurare dell'emergenza dovuta ai danni causati dalla fauna selvatica riaccende e aumenta la preoccupazione. Cinghiali, cervi, cormorani, nutrie. Ogni giorno agricoltori e allevatori devono fare i conti con i danni che provocano questi animali con il loro passaggio. Ma oltre a creare gravi danni economici, mettono a serio rischio l'incolumità degli automobilisti sulle strade. Una situazione diventata ormai insostenibile, per questo è necessario un cambio di passo nella gestione di questo fenomeno. Principalmente gli ungolati come i cinghiali e i cervi hanno rappresentato il problema più evidente e hanno fatto anche più notizia. Michela, tu oltre a portare avanti un'azienda agricola hai anche una grande passione che è quella per la caccia. Esatto, una passione che ho fin da quando ero bambina perché insomma familiarmente mio padre è un cacciatore, un capocaccia, quindi insomma mi ha trasmesso questa passione. Un tema anche molto attuale è quello dei cinghiali e più in generale della fauna selvatica, che necessitano proprio di un contenimento, e in questo ha un ruolo importante proprio la cultura della caccia. In Sardegna comunque non siete pochi, dico, come cacciatori, e come mai il numero dei cinghiali cresce a dismisura? È vero, in Sardegna, ripeto, proprio per la cultura della caccia siamo tanti, ma ci sono diversi fattori che sono legati all'aumento della popolazione, legati sia alla conformazione territoriale che cambia insomma da zona a zona nella nostra regione, sia anche a causa degli incroci che ci sono stati negli anni all'importazione per esempio del cinghiale maremmano in alcune zone in particolare della Sardegna, dove troviamo degli animali che sono iperprolifici. Qua nello specifico nel Medio Campilano per esempio abbiamo ancora il cinghiale sardo, che ha comunque una bassa prolificità, insomma una cinghiala che porta avanti 4-5 cinghialetti è già insomma una grande fattrice. In altre zone ne hanno 10-12 più o meno come il suino. Questo chiaramente comporta poi un aumento sequenziale e costante dell'aumento della specie. Quali sono le misure che bisognerebbe attuare? Allora, alcune misure sono già state attuate con la formazione di squadre, per esempio di coadiutori che vanno a cacciare anche durante tutto il periodo dell'anno, quindi quando la caccia al cinghiale è chiusa. Non sono allo stato attuale sufficienti, forse perché il numero dei coadiutori non è un numero adeguato, in alcuni casi perché non c'è comunque una omogenizzazione, ecco, dell'iter autorizzativo per l'abbattimento in sé. Il cinghiale è un animale che tende a migrare da un posto all'altro a seconda delle condizioni climatiche, la presenza di cibo e di acqua, quindi intercettare, che i coadiutori per esempio siano in grado di intercettare un branco di cinghiali in una certa data e poi dopo una settimana hai l'autorizzazione per l'abbattimento, può comportare o spesso comporta lo spostamento del gruppo stesso. Questo inficia chiaramente il lavoro. C'è anche da dire un'altra cosa, che la competenza del contenimento della fauna selvatica è in capo alle province che allo stato attuale sono commissariate, raggruppate in macro province, e la Sardegna, come qualsiasi altra regione, ha delle peculiarità diverse che variano da provincia a provincia. Ci deve essere da questo punto di vista uno snellimento importante. Eventuali misure dovranno variare in base alla specie animale e ai territori in cui si trova. Prendiamo il caso di Mauro. Lui ha un problema con i cervi, ma questi sono una specie protetta. Come ci si deve comportare? Mauro, ma quali sono i danni che vi arreca questo bellissimo animale?
Vabbè, il cervo diciamo che va in competizione con le pecore nere che abbiamo noi, infatti mangia l'erba che coltiviamo per le pecore, poi non riusciamo più praticamente a fare l'avena e l'orzo sempre per dare da mangiare alle pecore. E inoltre anche il fieno, diciamo, soprattutto negli ultimi anni non riusciamo più a fare le provviste per le nostre pecore praticamente. Da quanto tempo lamentate questo problema? Abbiamo iniziato a vedere il cervo diciamo già negli anni 90, però all'inizio era diciamo molto limitato, poi diciamo che ha aumentato di molto il suo numero e adesso è un problema diciamo. Bellissimo animale, però purtroppo mangia troppo secondo me. Ecco, e quali potrebbero essere le soluzioni per evitare che il numero dei cervi continui ad aumentare? Questo è molto difficile, perché io non voglio sentire parlare assolutamente di abbattimento dei cervi, però bisogna trovare un sistema per, non so come trovare la soluzione, o portarli in altre parti o diciamo mettere delle recinzioni in modo che non possano venire nelle aziende, perché qui vengono proprio direttamente a casa. Quindi distruggono piante di frutto, orti, tutto, non lasciano niente. Quindi voi che cosa chiedete? Chiediamo che questo animale, insomma, che possiamo, diciamo, perché il cervo si parla ancora che è in estinzione, però ormai servirà l'estinzione delle aziende agricole qua, perché ormai non è più possibile vivere. Noi prima avevamo circa 500 pecore, adesso a malapena riusciamo a tenere 200. Pochi giorni fa si è svolto un sit-in davanti alle prefetture di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano per chiedere l'aiuto dei prefetti davanti a questo annoso problema che colpisce il mondo delle campagne sarde. La richiesta che si metta fine all'inerzia e si organizzino dei piani efficaci di contenimento e monitoraggio anche attraverso un ufficio di coordinamento. La situazione adesso a dir poco è drammatica perché ormai si stanno impossessando non più delle zone marginali ma delle nostre aziende. I danni sono ingenti. In più adesso va anche l'incolumità delle persone perché stanno capitando anche incidenti da automobilisti a motociclisti, quindi bisogna porre rimedio qua, non c'è altra soluzione. Abbiamo l'azienda a ridosso della diga del fiume Cedrino, di cui è una località dove non viene cacciata perché riserva. Noi ogni santo giorno abbiamo problemi con i cinghiali, facciamo gli erbai e ce li distruggono. Adesso è già la seconda volta in pochi mesi che ci attaccano le gregge. 16 la prima notte, 22 i giorni scorsi e nessuno riesce a giustificarci questo problema. Vai dall'ASL e ti dicono di andare alla forestale, vai dalla forestale e ti dicono di andare dai carabinieri. È una cosa, non si può più andare avanti così. Se non si prendono provvedimenti sta diventando pesante come situazione. Apprezziamo l'impegno del prefetto di Sassari che si è resa veramente disponibile, ha ascoltato quelle che sono le nostre denunce e confidiamo in lei nel portare al governo regionale questa problematica. Oltre al problema della fauna selvatica si è riparlato stamattina ed era inevitabile di siccità e di trasporti degli animali vivi, quindi continuità territoriale anche delle merci. Confidiamo in un impegno concreto, lo abbiamo detto, oggi è tempo di dare risposte concrete a agricoltori e allevatori che sempre di più si trovano in una situazione emergenziale, quindi non bastavano le bizze del tempo, della siccità e della gestione dell'acqua, ci si mette anche la fauna selvatica a creare non pochi problemi. Tra i volatili responsabili dei maggiori danni si trova soprattutto il picchio rosso. Milena, ma com'è possibile che un animale così piccolo provochi così tanti problemi a voi agricoltori? Sì, hai ragione Claudia, è assurdo perché è veramente un animale piccolo eppure ci fa veramente un sacco di danni. E da quanto tempo lamentate questo problema? È un problema abbastanza recente, diciamo che sono gli ultimi 10 anni che si sente parlare di danno da picchio, probabilmente perché
questa specie si è spostata da zone che erano più montuose verso la pianura, trovando un nuovo habitat che è spesso dato dalla pianta dell'eucalipto, che viene utilizzata come frangivento nelle colture arboree. E quali sono i danni che provoca? Allora, i danni sono diversi. I danni diretti che sono dati agli gocciolanti, dai tubi di irrigazione. Questo perché probabilmente il picchio spinto dalla sete va proprio ad aprire, a picchiare nel tubo, creando appunto dei fori importanti. E in tutto questo periodo avete trovato delle soluzioni un po' per allontanarli? Allora, questi danni portano l'agricoltore a fare una manutenzione continua, quasi quotidiana, e purtroppo la soluzione è solo questa attualmente. Dobbiamo verificare, controllare ogni giorno per verificare che non ci siano dei danni, anche perché i danni secondari di questo problema sono, come ben possiamo immaginare, la carenza di acqua laddove il picchio vada ad interrompere un flusso d'acqua, oppure un apporto eccessivo di acqua in alcune zone. Insomma, dobbiamo assolutamente monitorare costantemente. E che cosa chiedete? Chiediamo che la Regione si accorga in maniera importante di questo problema. Attualmente sono previsti di danni, degli incentivi da danno, ma è importante che questo problema venga veramente capito, discusso e capire se ci possono essere delle soluzioni alternative per aiutare noi agricoltori. E invece tra i volatili più noiosi e più difficili da tenere lontano dai campi ci sono le cornacchie. Anche se io faccio parte dell'abbattimento della fauna selvatica, sono un codiattore e purtroppo questa azienda ricade in una ZTR dove a noi codiattori non è permesso l'abbattimento con l'arma da fuoco, solo con le gabbie, però con le gabbie non riusciamo a risolvere niente. La cornacchia qui invece di far ripopolare la fauna la sta distruggendo, non si trovano più pernici, non si trovano più lepri, non ci sono più quaglie, non c'è più un altro essere vivente a parte lei, perché ormai lei è diventata dominante. L'unico modo da cui intervenire è l'abbattimento, purtroppo è così, non si può fare niente. Come ho detto, con le gabbie laser non si riesce a catturare un numero elevato di cornacchie, mentre con l'abbattimento sì, quello che diciamo noi è permesso, solo che in questa zona dove siamo noi non è stato concesso essendo una ZTR. Dunque, essendo una ZTR non è permessa l'arma da fuoco e noi come azienda siamo intervenuti in provincia per richiedere una deroga e darci il permesso. Nello specifico in questo momento oggi noi chiediamo una deroga per farmi fare il lavoro in cui sono abilitato, o chi è di dovere venire qua a darmi una mano ad abbattere le cornacchie. E poi in conseguenza cambiare la zona, la ZTR, metterla aperta alla caccia per non fare sempre tutti questi casini e chiedere favori, e andare in provincia a protestare perché non c'è bisogno, basta cambiarlo, se no mi dai la deroga per venire qua in azienda e basta, non voglio più di tanto. Nonostante i solleciti non riusciamo a far partire questa campagna. Noi abbiamo chiesto solamente una deroga per poterci tutelare da questi animali che ormai sono diventati ingestibili. Noi qui andiamo a perdere migliaia e migliaia di euro in questa situazione, non si può più controllare. Il numero crescente di questa specie è ormai fuori controllo. Serve mettere in campo una squadra che studi la situazione per trovare delle soluzioni adeguate che rispettino gli animali e proteggano gli agricoltori.